E allora con grande piacere, in attesa di assistere a questo fantastico concerto dell'Associazione Fanfara Alpina Tridentina, Caporal Maggiore Andrea Morandi, diretta dal maestro primo luogotenente Donato Tempesta, che sono i signori che fanno bella mostra di sé alle mie spalle, invito il capogruppo di Castelfranco Veneto, Sergio Bruniera, a raggiungermi sul palcoscenico per fare una cosa che ha in mente lui. Prego, signor capogruppo, prego. Grazie. Buona serata a tutti voi, porto i saluti del mio gruppo, a tutte le autorità civili e militari presenti questa sera. Solo 2 secondi per innanzitutto vorrei al mio fianco qua i capigruppo di Resana e di Viese, se per favore mi vengono un attimo, perché questo raduno sezionale non è stato organizzato soltanto dal gruppo Alpini Castelfranco Veneto, ma ha avuto la fattiva e grossa collaborazione dei gruppi di Resana e Viese, quindi è giusto che anche i capigruppo di Riese e di Resana possono dire qualcosa. Come dobbiamo fare con il microfono? Perché devo fare un giro passa. Lascio subito un saluto al capogruppo di Riese. Praticamente rinnovo i saluti che mi ha fatto il mio collega, ringrazio innanzitutto tutti i presenti e anche tutti i miei collaboratori del mio gruppo, perché mi sembra che per adesso stia andando tutto abbastanza bene. Più di così non mi espongo perché non vorrei portare anche da parte mia porto il saluto di tutto il gruppo di Resana Castelfranco, una raduno eccezionale che abbiamo aspettato con ansia. Siamo raggiunti arrivati a questo punto dove sicuramente domani sfileremo, e ringrazio di cuore veramente tutti gli alpini del gruppo di Resana che hanno collaborato, mi hanno dato una mano nell'organizzare assieme a Castelfranco e Riese questo evento del raduno eccezionale. Grazie ancora e buona serata. E adesso a questo punto sul palco chiamo il capogruppo di un gruppo con il quale il gruppo Alpini di Castelfranco Veneto è gemellato da tantissimi anni. Quest'anno ci hanno onorato, non arrivano abbastanza lontano, hanno fatto 5 ore di pullman per arrivare, sono arrivati qua ed è un piacere chiamare qui sul palco il capogruppo del gruppo di Leinin della sezione di Torino La Vecchia. Il quale mi lascio il microfono per dire 2 parole anche lui, vorrà dire anche lui. Posso parlare per No, mi ero preparato, niente, sono breve, ho finito, come dicono. Siamo noi in realtà che ringraziamo Sergio e gli Alpini di Castelfranco con i quali abbiamo una conoscenza ormai trentennale, ma anche di più. Ecco, noi tutte le volte che passiamo dal nord-est per una donata o ci fermiamo a dormire qui o comunque passiamo a pranzo o all'andata o al ritorno, ma in qualche modo riusciamo a passare. Loro sono sempre presenti nelle nostre manifestazioni più importanti, noi eravamo già pronti a venire qua ad aprile del 2020, finalmente riusciamo ad esserci oggi. Io quindi ringrazio loro perché hanno un'accoglienza veramente splendida, oltre qualsiasi aspettativa, e ringrazio anche la sezione di Torino che è presente col vessillo sezionale che domani sfilerà insieme a noi. Quindi, grazie a tutti. Per segnalare il fatto che loro hanno fatto questa fatica per spostarsi da Lenin a Castelfranco, abbiamo preparato un piccolo omaggio che adesso consegniamo al capogruppo. Questo è un piccolo omaggio del gruppo Alpini di Castelfranco Veneto al nostro gruppo gemellato di Lenin, che ringrazio ovviamente. Grazie ancora a tutti quanti voi, a tutte le autorità, ricevo la parola al nostro Carlo e buon concerto. Grazie signor capogruppo. Con grande piacere passo la parola e soprattutto il palcoscenico e il suono a questa fantastica associazione Fanfara Alpina Tridentina, Caporal Maggiore Andrea Morandi, che è diretta per noi questa sera dal maestro primo luogotenente Donato Tempesta e presentata niente poco di meno che da Francesco Brighetti. Buon divertimento. Grazie a Carlo Simioni per questa presentazione che non succede neanche al Festival di Sanremo. Grazie a tutti voi, da parte nostra un benvenuti. Ha già detto molto Carlo,
che è la fanfara, andremo a presentarla poi pian piano che prosegue lo spettacolo. Siete venuti per ascoltare la musica, non le parole, cercheremo solo di essere veloci nei collegamenti e con i significati di questa serata che racchiude 100 anni e un anno, quindi sono 101 anni perché doveva essere festeggiata nel 2020 della sezione di Treviso e 91 anni per il gruppo Alpini di Castelfranco Veneto. Quindi una vita lunga, un primo centenario. Noi auguriamo a questa nostra associazione che vada avanti per altri 1000 anni. E lascerei subito la parola alla musica. La musica è quella che ci accompagna costantemente e il primo brano che andiamo ad ascoltare è un brano classico della tradizione militare, è una marcia di ordinanza scritto da Fulvio Creux, direttore della banda dell'esercito italiano. 4 maggio 1861 nasce l'esercito italiano. Un po' di anni dopo, come ieri, il 15 ottobre 1872, è nato il Corpo degli Alpini. Quindi ascoltiamo 4 maggio.
Questa marcia di ordinanza viene eseguita quando arrivano in Italia le più alte cariche istituzionali. Ecco allora questa presentazione di questo brano musicale. La fanfara alpina tridentina, erede della fanfara di brigata, si è sciolta con l'ultimo concerto a Bressanone il 31 dicembre del 1999. Da allora è diventata associazione Fanfara Tridentina, caporal maggiore Andrea Morandi, un capo fanfara che nel 1998 per un tragico incidente ha lasciato la sua vita. Ed ecco allora anche qui il ricordo importante del servizio militare, questo rapporto con questo caporal maggiore. La fanfara è composta da ragazzi che hanno svolto il servizio militare negli Alpini e hanno fatto parte nella fanfara allora sempre diretta allora era un maresciallo, un po' di anni fa, da oggi primo luogotenente Donato Tempesta. Ecco qui, e lo merita un applauso, perché è riuscito con l'amore, con la pazienza a rimettere insieme questa fanfara. E pensate che erano 22 mesi che non si trovavano. L'ultimo concerto che la fanfara ha fatto è stato il 25 gennaio del 2019 a Brescia, del 2020 a Brescia, in occasione della giornata del ricordo di Nikolajevka. Da allora non si sono più ritrovati. Ed eccoli qui questa sera, per la prima volta qui a Castelfranco Veneto. E senz'altro non meritano un forte applauso, perché lo meritano. La musica ha sempre accompagnato gli alpini e l'esercito. Una volta si usava la banda o la fanfara per trasmettere gli ordini. Ed ecco allora che questa passione, questo accompagnamento ci fa ricordare tante cose. Quello che adesso andremo ad ascoltare è uno di quei brani che bisogna ascoltare con gli occhi chiusi e rivivendo quella storia. Parliamo delle voci di Nikolajevka. Beppi De Marzi ha scritto tante bellissime cante. Questa in particolare ha una parola sola, Nikolajevka, ed è l'immagine di questi soldati durante la ritirata di Russia con il passo lento, cadenzato, pieni di dolori, ma soprattutto di paura, in questa marcia in mezzo alla neve, con 40 gradi sotto zero molte volte, con pochi indumenti, la lentezza, il dolore, ma la speranza di ritornare a baita. Ed ecco allora che voi vedrete, ascolterete anche la storia di un soldato. E il primo luogotenente Donato Tempesta ha saputo collegare perfettamente la musica al testo, alle parole. E chi meglio di lui vi può raccontare come è nata questa storia, quella che adesso andrete proprio ad ascoltare e a vivere con la musica. A te, Donato. Grazie, poche parole. Allora, noi siamo tridentini, Brigata Alpina Tridentina, e magari a molti non dice nulla, ma a noi dice tutto. Probabilmente la campagna di Russia, la seconda campagna di Russia, il 42-43, vediamo praticamente alle nostre spalle una cartina, sembrano, a noi praticamente non dice nulla, ma sulla destra abbiamo il Don, quella linea blu. E abbiamo varie direttrici, sono i soldati italiani che cercano di rientrare per uscire dall'accerchiamento, e per cui cercano di tornare a baita, come diceva il nostro presidente. Erano ragazzi, il loro mondo, qui c'è Nelson Cenci, un riminese di nascita, bresciano di adozione. Noi pensiamo praticamente a quei tempi molto lontani, ma sono vicini, li viviamo ancora. Io sento ancora nei racconti dei miei genitori vivere quei momenti terribili. Per cui ce l'abbiamo ancora nella carne. Quella è storia vissuta, è sangue delle nostre famiglie, non vanno dimenticate quelle storie. E il loro mondo non era in bianco e nero come noi pensiamo, come noi vediamo delle foto ingiallite dal tempo,
ma il loro mondo era bello, variopinto, colorato, pieno di speranza, soltanto che sono nati nel periodo sbagliato, hanno avuto questa sfortuna. Nella seconda campagna di Russia, nel 1942, partì la classe del 22, avevano 19 anni, non avevano diritto al voto, non avevano diritto neanche di dare del voi ai genitori, ma avevano il dovere di andare in guerra, di uccidere e di morire. È terrificante. Io non voglio dimenticare questi giovani. E allora cosa mi sono detto per cercare di ricordarli? Mi sono detto, c'è questo brano di Le voci di Nikoliev che è bellissimo e volevo dargli un senso quasi teatrale e ho trovato una lettera, mi fu donata una lettera di un reduce, di uno di quei ragazzi che era lì, presenti, che ha vissuto quella tragedia. Allora, più che un brano da ascoltare, è un momento di vita da vivere. E come dico sempre, purtroppo in questo mondo abbiamo le persone mature, gli anziani che non vengono ascoltati, hanno tante cose da dire, una vita vissuta e tanti aneddoti. Invece ascoltiamo persone che hanno poco da dire e parlano tantissimo. Ecco, ascoltiamo un pochino le persone che hanno vissuto un po' di più, che sono un pochino più sagge e ascoltiamole veramente con la mente e con il cuore. E prima di parlare, di riflettere. Per cui niente, ho parlato troppo e adesso diamo praticamente fiato agli strumenti. Vedo che i miei collaboratori sono in posizione. Prego. Ecco, nient'altro. Grazie e buon ascolto. Mi chiamo Giuseppe Favalli e non sono mica un Canossi, sono solo un alpino che ha tribolato come tutti gli altri e voglio ricordare il 26 gennaio del 1943, quando di tornare a casa non ci speravo neanche un po'. Che momenti balordi, sempre pieni di fame, sempre nella neve e tutti gli alpini che restavano là senza poter tornare. Li sentivamo chiamare mamma, papà, ma loro non li potevano sentire, erano troppo lontani da casa. Gli occhi sbarrati e a poco, come il moccolo consumato di una candela, finivano di stare al mondo, finivano di tribolare e noi altri li vedavamo morire, uno dopo l'altro, senza poter fare qualcosa per nessuno. La sera precedente la battaglia, le tenebre della notte avevano nascosto il sole. Stavamo tutti con gli occhi sbarrati e le orecchie tirate per sentire i sussurri. Alla mattina sarebbe giunto il momento di farcela o di restare là per sempre, ridotti ad un mucchio di ossicini. Al primo chiarore, il primo colpo, e a Nikolaevka siamo arrivati. Chi pensava alle piaghe dei piedi? Chi pensava alla fame? Chi ai dispiaceri? No, noi pensavamo solo a passare per tornare indietro. Ricorderò sempre quel giorno in cui i reverberi sul carro armato, tornando dall'ispezione, alzò la mano. Tutti noi facemmo silenzio e lui indicò con il dito la direzione e a voce alta disse: Alpini! Là c'è l'Italia! Le nostre case! Dobbiamo passare, avete capito? Eravamo tutti inginocchiati nella neve con il fucile in mano. Ci guardavamo in faccia senza parlare. Certo che avevamo capito, e come?
dopo tanta fatica e tanto cammino, rischiavamo di essere fatti prigionieri o tutti ammazzati. In quel momento l'asola della camicia tremò, ma non era la camicia che tremava, eravamo noi, e non per il freddo, era la paura. E nessuno si vergognò di pensare al calore della propria casina. Scappò qualche bestemmia, sì, ma pensammo che tanto da lì a poco dopo saremmo tutti morti e l'avremmo fatta finita. Ma quando sembrò che tutto il mondo ci stesse per venire addosso, il furiere della 254esima Compagnia Valchiese, Chiari Gervasio, si alzò e con tutta la voce che aveva nei polmoni gridò: Alpini della Valchiese, tutti in piedi! Tutti in piedi, giù per la scarpata. La ferrovia fu superata, c'era tornato il fiato, la fatica non la sentivamo più. Sempre a correre, corri Alpino, corri, corri. Non vedevamo l'orizzonte innevato, ai nostri occhi apparivano le nostre case, i nostri paesi. E quando raggiungemmo le postazioni dei russi, loro capirono che non c'era più nulla da fare. Si ritirarono in fretta, lasciando le loro tane nelle nostre mani. Lunga è stata la strada per arrivare alle tradotte, che ai nostri occhi apparivano come angeli con le ali dorate. Subito caricarono i feriti e i malati, ma noi altri no, tutti in fila, inquadrati. E stavamo in piedi a stento. Eravamo più morti che vivi. Avevamo fame, sete, con i piedi distrutti, ma c'era anche un tenente, un fior di carogna, che ci voleva tutti in riga come i soldati e mi voleva punire. Alpino, stai attento! E io pensavo, ma questo è proprio matto. Adesso gira con le medaglie e i nastrini sul petto, ma che idea si sarà fatta di noi sopravvissuti? Non penserà mica che noi altri non gli saremo accanto nel momento critico della battaglia. L'alpino, tutti lo sanno, è buono come il pane. Gli piace bere, sì, ma anche brontolare, ma poi basta. Se oggi dovessi incontrare quel tenente che mi voleva punire, lo guarderei negli occhi e gli stringerei forte la mano per fargli capire quelle che erano le mie intenzioni di allora. Passano gli anni, ma non posso dimenticare quei giorni e gli occhi si ingrossano di lacrime a quel pensiero, e il cuore dell'alpino che è tornato a casa e che gli è andata bene torna là, nella neve, vicino a quelli che non sono più riusciti a tornare indietro. Nikolaevka, Russia, 26 gennaio 1943. Massimo Cappelletto. Alle immagini Adriano Labrusco. Nel 1919 si è costituita l'Associazione Nazionale Alpini, un anno dopo la fine della Grande Guerra. Nel 1920, in occasione della prima adunata nazionale sull'Ortigara,
viene posta questa colonna mozza con una frase semplicissima, sono 3 parole: per non dimenticare. Ed ecco allora che anche questi concerti hanno questo obiettivo, quello di far ricordare, come diceva prima Tempesta, ricordare questi fatti, ma soprattutto queste persone. La fanfara alpina tridentina, diretta da Donato Tempesta. E per non dimenticare è una storia che prosegue. Loro nel 1999, era l'ottobre del 1999, quindi un paio di mesi prima che si sciogliesse la fanfara, senza saperlo, loro non lo sapevano, sono andati a Berlino per un festival internazionale di bande militari. E hanno ascoltato diverse bande, diversi brani. E ne hanno preso uno, particolare, un brano popolare scozzese, composto da 2 autori tedeschi, contemporaneo, del 1982. Ma soprattutto questo brano ha colpito i musicanti e il direttore sulla bellezza, la semplicità dell'armonia, ma soprattutto una parte di uno strumento che veniva usato molto poco o raramente nelle bande militari italiane. Voi lo ascoltate e ascoltiamo Highland Cathedral. Alla cornamusa Carlo Musitelli. Emozionante? Emozionante, sì, perché dà quel tocco particolare a una banda, a una fanfara come questa. La fanfara tridentina, eccola qui, per la prima volta qui
a Castelfranco Veneto, che vi rimarrà nel vostro cuore, mi auguro. Sono convinto. L'abbiamo detto prima, loro hanno suonato durante il servizio militare e non era facile per loro suonare con un maresciallo, un luogotenente come Donato Tempesta, però è riuscito di nuovo a rivederli, a riproporli come banda, come fanfara alpina. Loro vengono da gran parte del nord Italia, soprattutto dalla zona lombarda, dalla Lombardia, da molte città della Lombardia, da Biella, da Verona, da Macerata, abbiamo qui anche uno della Macerata, e soprattutto anche uno svizzero. E quindi vedete, del Trentino Alto Adige. E quindi veramente riuscire a ritrovarli e riformarli e riportarli qui di nuovo tutti insieme non è una cosa facile, soprattutto dopo quasi 2 anni che non si trovavano, e questo veramente è qualcosa di particolare. È la forza del servizio militare, è Salvozia della Naia, e questo ci vuole dire che la Naia ha formato, non ha fatto male, ha formato veramente, li ha visti da ragazzi e sono qui da uomini. E senza prove, abbiamo provato un'ora fa, Mica poco quello. E la canzone particolare, le cante, come diciamo noi alpini, le cante hanno una lunga storia, come quella che adesso andiamo ad ascoltare. Non sono canzoni che si ascoltano un anno, poi spariscono e non si sentono più. Questo brano è nato nel 1927. Tino Ortelli e Luigi Pigarelli hanno voluto dedicare questo brano a un loro amico che è morto sul Monte Rosa, un valdostano. È un brano che va ascoltato veramente chiudendo gli occhi e lasciandoci trasportare dalla bellezza della melodia e delle parole. Voi ascolterete solo la melodia, ma le parole le conoscete. Sui monti, sulle montagne, dove c'è qualcosa di particolare, si respira un'aria diversa. Non c'è coro al mondo che non abbia nel suo repertorio questo brano, e lo parliamo, vogliamo dedicarlo a chi ama la montagna, la Montanara.
E dall'accanto, dalla musica che ci fa ricordare le bellezze delle nostre montagne, andiamo a un brano che anche qui ha una piccola storia. Sepp Neumayer, nato il 3 aprile del 1932, è un compositore per banda austriaco. Autore poliedrico, infatti questo ha composto valzer, spazia dalle marce alle ouverture, al potpourri di brani sacri, opere e operette. Lo ascolteremo in una classica marcia, famosa in Austria, ma anche in Trentino Alto Adige. Quindi ascoltiamo Mein Heimatland. Ed ora andiamo ad ascoltare un canto alpino, un canto che però ha un'origine particolare, è un canto dedicato a un comandante cosacco. Gli alpini lo cantavano in Russia e quando la gente sentiva cantare gli alpini questo brano, che ha un'armonizzazione particolare, rimanevano tutti stupiti, perché dice, ma è un canto nostro. Infatti veniva dalla terra del Natisone, dove la gente proveniva dalla zona della Slava e quindi aveva questa armonia particolare e anche questa musica riusciva a creare amicizia, simpatia tra gli alpini e la gente russa. Ascoltiamolo. Val Alpine.
La storia della fanfara della Tridentina è una storia lunga. Pensate che nel 2019 la fanfara dell'Alpina Tridentina ha rappresentato l'Italia, è stata a Mosca per essere presenti al Festival internazionale Spasskaya, e ha riscosso grande successo. Quando in Piazza Rossa vedevano suonare, vedevano il carosello della fanfara, tanta gente rimaneva stupita. Era una delle 28 bande militari che era presente a questo festival. E ha portato, ognuna delle nazioni presenti portava un brano della propria terra, un brano più attuale, magari un brano d'opera. E la fanfara tridentina ha presentato un brano conosciuto in tutto il mondo, ma ha riscosso veramente grande successo. Non ho mai sentito tanti applausi che hanno fatto, era sempre Piazza Rossa gremita ogni sera. È un brano di Giacomo Puccini, è stato classificato, è stato l'ultimo brano di Giacomo Puccini, dell'opera La Turandot, è stato definito il più bel brano di musica al mondo. E quindi noi questa sera lo ascoltiamo ancora con la stessa emozione che loro hanno provato suonandolo in Piazza Rossa, e ci auguriamo che la stessa emozione la possiate provare anche voi. Nessun dorma. La fanfara alpina tridentina, diretta da Donato Tempesta.
E qui loro hanno rappresentato la forza dell'Italia, musicale. Questo bellissimo brano. Emozionante? Come va? Un po' più di entusiasmo, come va? Ecco, così mi piace. Così, è quello che vedrete domani che vi entusiasmerà. Un po' come il brano che adesso andiamo ad ascoltare, un brano del XVIII secolo, da John Newton. John Newton è stato un grande commerciante di schiavi e dopo tanti anni si è trasformato, è diventato uno che andava a predicare la pace. Noi vogliamo dedicarla a chi presta la sua opera nel volontariato. Quando ci domandano ma cosa hanno di diversità gli alpini dagli altri? Niente. Però c'è qualcosa. Ed è la tradizione, ed è la storia dei nostri vecchi, che ci hanno insegnato senza parole, ma con i fatti, che cosa vuol dire la solidarietà. Abbiamo cominciato col terremoto del Friuli, piano piano, senza messaggi, non c'erano gli WhatsApp, non c'erano tante cose, eppure tanta gente da sola o con il gruppo sono partiti dal proprio paesello, sono andati a Gemona, sono andati a Udine, sono andati a Valmanova, sono andati nelle zone terremotate senza che nessuno le chiamasse. Ed ecco, quello spirito è rimasto anche oggi, il volontariato. Allora ecco questo brano che parla della grazia senza ringraziamenti, il fare del bene, aiutare chi ha bisogno, senza che l'altro ce lo chieda. Ed ecco allora questo brano, che nasce proprio da questa origine di volersi bene, di darsi una mano e di aiutare. Amazing Grace. Carlo Musitelli. Avete avuto la possibilità di ascoltare un grande professionista e praticamente
il costume che indossa non è casuale, lui fa parte di un clan dei Mackenzie, per cui sono i colori del clan che lui porta orgogliosamente, per cui avete avuto la possibilità di poter ascoltare una persona molto qualificata per quello strumento. Ecco, volevo dire soltanto queste parole. Ecco. Lui ha il cuore alpino però, è un bersagliere ma ha il cuore alpino, perché viene da una famiglia di alpini. Il papà è alpino, il nonno è alpino e lui ha avuto la sfortuna di andare nei bersaglieri. Lo dico io. Non mi viene più a suonare. Facciamo l'applauso a Carlo, ma lui lo sa che ogni tanto glielo dico queste cose. Viva i bersaglieri. Quando capita certe volte di presentare le fanfare dei bersaglieri dico loro sono bravi, ma per fare gli alpini ce ne vogliono 100 di bersaglieri. Ora in 100 piani noi ne abbiamo una, 100 piume. Bene, piano piano ci stiamo avvicinando al termine di questo concerto e mi auguro che voi possiate tenere nel vostro cuore qualche momento di questo concerto. E noi per farvelo ricordare, quando magari certe volte il morale va sotto i tacchi, no? Invece di sentire la televisione che le notizie sono sempre quelle, non è che ci sono belle notizie, no? Spegnete la televisione ogni tanto e magari prendete il CD che fuori alcune nostre signore ve lo propongono. Ci sono i brani della fanfara alpina tridentina e mettetele, ogni tanto ascoltatele, vedrete che magari ascoltando quei brani vi ricordate la bellezza di questa serata e troverete quei momenti, perché certe volte basta poco per alzare il morale, non voglio fare filosofia, però basta poco, basta un brano che fa ricordare qualche momento bello e magari un piccolo sorriso torna di nuovo. Quindi noi abbiamo fatto questo piccolo spot del nostro CD che possiamo darvi e soprattutto voi dovete ascoltarlo. Andiamo a questo ultimo brano. L'ultimo brano che andiamo adesso ad ascoltare è stato preso al Festival di Mosca. Al Festival di Mosca tutte le bande militari si schieravano in Piazza Rossa, tutte, ed esibivano questo brano tutte insieme, era qualcosa di particolare. E verso la fine del brano, quando uscivano tutte le fanfare o le bande, c'erano i fuochi d'artificio sopra Mosca ed era qualcosa di particolare. Ed ecco allora questo brano che poi ogni direttore delle bande andava sul palchetto, qui anche il nostro Donato Tempesta è salito sul palchetto e ha diretto il pezzo finale, che è questo, è un brano particolare, è un brano conosciuto in Russia praticamente da tutta la popolazione, è un brano di saluto, il saluto delle donne e soldati in partenza per il fronte. È stato eseguito in occasione della 12ª edizione del Festival di Mosca, come hanno concluso della manifestazione diretto a tempo proprio da tutti i maestri. Quindi ascoltiamo Farewell of Slavianka.
fanfara alpina tridentina, diretta da primo luogotenente Donato Tempesta. E avete notato che se sbaglio viene subito a dirmelo, non è che me lo manda a dire alla fine del concerto, me lo dice subito. Noi siamo alla fine del concerto dedicato ai 101 anni, possiamo dirlo 101 perché 100, sono 100, al centenario, che era il 1920 o 21, allora ho sbagliato io a leggere le informazioni. Quindi 100 anni, una lunga storia, i primi 100 anni della sezione, i 90 anni dei gruppi che sono qui questa sera, che vogliamo ringraziare. Quindi un grazie particolare alla sezione di Treviso e facciamo l'applauso perché lo merita. Un grazie al gruppo alpini di Castelfranco Veneto, al gruppo alpino di Resana, al gruppo alpino di Riese Pio X e al gruppo alpino ospite che è gemellato con gli alpini dell'area della zona di Treviso. 100 anni è una lunga storia, una bella presenza e noi ci auguriamo che siano senz'altro solo questi primi 100 perché i migliori devono ancora venire e vogliamo che siano tanti quelli che seguono, ci sono ancora tanti, noi li chiamiamo i dormienti, ci sono ancora tanti che hanno fatto il servizio militare negli alpini che possono avvicinarsi alla sezione e ai gruppi e dare qualcosa anche di nuovo ai gruppi che abbiamo bisogno dei giovani. E quindi noi pensiamo che la storia vada avanti e va avanti con il ricordo e con il ricordo dei nostri vecchi che ci hanno veramente dato l'esempio. Però ci sembra chiudere così che lasci qualcosa di particolare. Noi vogliamo continuare con la musica, vorremmo ancora sentirli e vi proponiamo qualcosa d'altro. Volete ascoltarlo? Sì. Allora lo facciamo un applauso a loro. E io ho chiesto qualcosa di diverso. Tanto abbiamo fatto i ringraziamenti, ringraziamo l'amministrazione comunale, qui vediamo il sindaco, fa sempre per noi un piacere avere i sindaci presenti, perché i sindaci sanno che sugli alpini possono contare e quindi hanno questo rapporto di amicizia, di affetto, ma anche di solidarietà. E vogliamo ringraziare il personale di questo stupendo teatro, che è una storia di Castelfranco Veneto, quindi il personale del teatro accademico, quindi anche a loro va il nostro grazie e un bel applauso anche a loro. E quindi io proporrei il bis, non ve lo presento perché l'abbiamo ascoltato, però vedrete che vi dà ancora qualcosa di nuovo. Quindi ecco a voi il bis. Lasciamo che sia Carlo Musitelli a farlo, che è venuto da Bergamo, ma soprattutto vogliamo salutarlo con questo brano. No, arriva, è giù in fondo. Quindi, 30 soldi. Hai la cattedra. Ecco.
Io vorrei tornare qui un attimo, Carlo Signori, qui con me un attimo, perché siamo veramente adesso al finale. Dopo questi due brani che verranno eseguiti uno dietro l'altro, non ci saranno più parole, ci salutiamo. Vi diamo però appuntamento domani dove c'è la festa, il ricordo di questi primi 100 anni e dei primi 90 anni. Quindi ci sarà la messa in Duomo, ci saranno le locuzioni, l'alzabandiera, ci sarà la presenza della fanfara della Tridentina che accompagnerà alcuni momenti, ci sarà poi durante la messa in Duomo, dove non tutti potranno entrare ad assistere alla Santa Messa, la possibilità di seguire, per chi vorrà, il carosello della fanfara tridentina. Quindi avete ancora dei momenti da passare insieme, da ricordare. Adesso ho bisogno della tua collaborazione, Carlo, perché facciamo una piccola gara. Dovete dire due parole, prima la platea e poi la loggia, quindi tutti i palchetti. Dovete solo dire una frase che è viva gli alpini. Dovete dirlo con forza però, vi devono sentire a Treviso. Attenzione al palazzo. E lasciamo che sia a Carlo a dire se sono più bravi loro o quelli sopra. Vediamo. Siete pronti? La voce c'è? È calda? Al mio 3 si dice viva gli alpini. È il grazie più bello, perché bisogna dirlo, ogni tanto bisogna dirlo. Grazie alpini, viva gli alpini. Prima cominciamo qui. Sono anche meno, ma sentiamole, perché ci sono le autorità, valgono il doppio. Perché sanno che ci sono i capigruppo, i consiglieri sezionali, quindi sanno tirar fuori la voce quando serve. 1, 2, 3. Bravi. Voi, 1, 2, 3. Adesso io, scusa, direi di fermarci qua perché ho già visto le prime crepe sul soffitto, non vorrei che 250 anni in un unico istante, forse è meglio di no. Diciamo così. Guarda, mi tocca essere salomonico, 50 e 50. 50 e 50. Ecco, va bene. Complimenti, complimenti. Prego, Carlo. Purtroppo mi hanno ridato il microfono, errore clamoroso. Allora approfitto, io ho diversi motivi che mi portano qua a riprendere la parola. Il primo tra tutti naturalmente è ringraziare a nome di tutti noi alpini trevigiani che questa sera abbiamo potuto assistere a questo bellissimo concerto, la fanfara alpina tridentina, caporal maggiore Andrea Morandi, scusate, il suo direttore, il maestro primo luogotenente Donato Tempesta, e questo bravissimo presentatore che risponde al nome di Francesco Brighenti. Potevo prendere la parola anche per ricordare che questo è solo uno degli avvenimenti per i 100 anni di fondazione della sezione di Treviso, che prevede, oltre all'evento di oggi, anche un suo clou da un certo punto di vista con la marcia del centenario, in programma nei giorni 29, 30 e 31 del mese di ottobre, che concluderanno. Ma non è neanche questo il motivo che mi ha fatto prendere la parola, e neanche il tuo invito, caro collega, no, non è neanche questo. Avrei potuto prendere la parola anche per ringraziare, per esempio, il conservatore Stefani, che ha messo a disposizione molti dei materiali che possono essere usati questa sera, ma non è nemmeno questo il motivo. Il motivo è un altro, che c'è una sorpresa che non finisce qui. Dopo che avremo sentito gli ultimi brani di questa straordinaria fanfara, chi di noi lo vorrà potrà spostarsi in Piazza Giorgione per un finale musicale alpino
a sorpresa, e quale altro non vi voglio dire. E avrò buona permanenza e voi a chi non viene. Grazie ragazzi, grazie. Grazie Carlo. Bene, noi chiudiamo con 2 brani, dico solo il titolo perché non ha bisogno di presentazione, con l'inno degli Alpini, 33, e seguirà poi l'inno d'Italia, il canto degli italiani. Grazie a tutti voi, grazie, arrivederci e a domani. Buona serata.
Fabio Amato.